Siamo a Milano Design Week per un evento firmato più 39 Architect, realizzato anche grazie alla collaborazione con l'azienda Prima Light e in compagnia del padrone di casa, Cesare Bavetto. È uno spazio tutto l'anno fruibile da architetti, privati, aziende, per mettere in contatto più persone possibili che abbiano un'idea del design, speriamo simile, o comunque per coinvolgerci in diverse maniere, poter confrontarci. Quindi lo spazio è aperto anche a voi di Venezia Channel per altri possibili eventi. Al Salone del 2016 architetti e designer si sono confrontati sui temi della luce, del design e dell'emozione. Well, it's not really a rough form of design, it's really about the most generic shape of a piece to create a timeless piece. So, because good design is only good design when it doesn't look design. Abbiamo avuto questa idea, intuizione quest'anno perché la luce è immateriale, però è la materia più bella che l'architettura e i designer conoscono. Un evento che parlava di luce, come ti è sembrato? Mi è sembrato molto interessante perché poi la cornice milanese comunque propone delle situazioni, soprattutto degli stimoli molto, molto importanti. Serata piacevole, ho rivisto un sacco di persone che non vedevo da tanto. Sentire un'esperienza importante dal punto di vista commerciale come quella di E15 secondo me ci ha dato uno spunto in più per riflettere sul senso del design e dell'oggetto di per sé stesso. Insomma. Serata interessante, abbiamo visto tanta innovazione, cose che si fa fatica comunque a vedere in giro normalmente. L'uso del legno è sicuramente estremamente innovativo e devo dire una serata notevole. Molto interessante, soprattutto l'intuizione di Vittorio Longheo sulle ombre e le luci e l'architettura compositiva rispetto a questo argomento. And I was very happy to be invited in this kind of event. I don't know, it's a very high level of people, very interesting to speak and very interesting also understand. Every time it was Italian, I had very good translator. Sometimes he explained me what you speak about and really thank you so much. Grazie a chi ha organizzato, Venezia Channel sempre top e adesso siamo pronti con i nostri nuovi partner per nuovi orizzonti, nuovi obiettivi. Grazie.